Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto la mascherina principale per le sibille interattive avremo un tema caldo, cosa prova per me. Ma prima di questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Degarda e del Marietto Veneziano e di mettere anche un bel like che fa sempre su di morale. Ok cari amici e cari amiche, adesso vediamo con le sibille interattive cosa alla parola, al tema, alla domanda cosa prova per me, come risponderanno le nostre sibille chiacchierine. Vediamo bene oggi, Quindi mischiamo, diamo una bella mischiatina e vediamo cosa vogliono dirci, cosa vogliono consigliarci, Quindi facciamo 3 bei mazzettini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Allora, ricordatevi sempre di concentrarvi bene, di fare dei bei respiri profondi, di rilassarvi e vediamo un po' il mazzetto numero 1, il mazzetto numero 2 e il mazzetto numero 3. Ripeto, mazzetto numero 3, 2 e 1 alla domanda cosa prova per me. Mi raccomando, potete pure fermare il video, respirate bene, scegliete bene, sintonizzatevi bene col vostro mazzettino, le vostre vibrazioni e scegliete o il mazzetto numero 1 o il mazzetto numero 2 o il mazzetto numero 3. Bene, andiamo a vedere il mazzetto numero 1, spostiamo il 2 al 3 e prendiamo il nostro mazzetto numero 1. Voilà. Vediamo cosa ci dicono le nostre sibille chiacchierine. Alla domanda cosa prova per me? Stanza, messaggero, dottore, ladro e conversazione. Vediamo bene, mettiamole bene. Stanza, messaggero, dottore, ladro e conversazione. Ripeto ancora bene, concentratevi, stanza, messaggero, dottore, ladro e conversazione. Alla domanda cosa prova per me. Allora, vediamo. La prima cosa che si può intuire subito che la stanza e il messaggero danno un senso di sicurezza e voi siete anche persone, lui vi vede come una persona sicura che dà e gli mandate dei messaggi di sicurezza, si sente sicuro insomma, però c'è un altro lato che con dottore e ladro vede insomma che la cosa potrebbe cambiare e ha paura che ci sia qualcuno, che ha paura che ci sia qualcuno che possa rubarvi. Quindi lui con voi, con stanza e messaggero, si sente sicuro, però è un po' spaventato da questo, si può dire, da qualcosa che forse molto probabilmente è nascosto. Il ladro può portare dei cambiamenti, può portare delle inimicizie ed è nascosto. Quindi il dottore sta a indicare anche che ci potrebbero essere dei scricchiolinamenti, cioè lui vede come ha paura, insomma, in altre parole ha paura che ci sia qualcun altro, però con voi si sente sicuro e ha gioia e serenità, perché conversazione si vede che sono persone che vogliono colloquiare con felicità, con tranquillità. In altre parole, se si apre con stanza e si chiude con conversazione, diciamo che tutto quello che è all'interno può essere racchiuso in lui, con voi prova che siete una persona sicura, stabile e ha paura che ci sia qualcuno che venga a turbare la vostra unione. Quindi è positiva questa stesa del mazzetto numero 1. Bene, andiamo a vedere il mazzetto numero 2. Sempre la domanda cosa prova per me? È questo il fulcro. Dispiacere, sospiri, vedovo, giovane fanciulla e speranza. Rivediamo insieme le carte, cari amici e cari amiche. Alla domanda cosa prova per me? Dispiacere, sospiri, vedovo, fanciulla e speranza. Quindi qui vediamo che lui è instabile perché ha dei dispiaceri e ha paura che possa perdervi
e con Vedovo c'è proprio un momento di che lui, da come si vede qua, ci tiene a voi perché con Speranza in fondo, il giovane fanciulla, lui ha questo timore di perdervi fortemente, è sempre, come si suol dire, in ansia di perdervi, sì. Quindi io penso che dovete dargli più spazio e più sentimento a questa persona perché soffre perché abbiamo dispiacere e sospiri. E poi con Vedovo sembra quasi che abbia paura proprio di perdervi al 100%. Quindi voi dovete dare speranza, dovete aprirvi, dovete cercare di dargli una solidità. Quindi attenzione a non far passi falsi perché lui è lì in bilico con Vedovo. Sembra quasi che stia per chiudere la cosa proprio perché ha dei dispiaceri che possono essere di varia natura e che però lui non vuole perché chiaramente sospira. Qui c'è la carta dei sospiri che è chiara e ha speranza ancora di stare con voi, quindi vi vuole molto bene, però non ha bene in chiaro come lo trattate, cioè lui vi ama tanto ma ha paura di perdervi. Vedete, speranza e dispiacere, apertura di dispiacere e chiusura speranza, ci tiene tanto voi, sì. Bene, e vediamo il terzo mazzetto delle nostre sibille chiacchierine. Vecchia signora, ammalato, bambino, riunione e belvedere. Ripetiamo bene, vecchia signora, ammalato, bambino, riunione, belvedere. Qui invece nella terza stesa con la tema cosa prova per me, qui vediamo che ha una grande fiducia in voi, sa che ci sono stati momenti così in cui sembrava che tutto con l'ammalato fosse perso, ma poi è rinato, molto positiva questa stesa qui, la terza, è rinato e vi siete riappacificati, c'è stato un momento di riappacificazione e lui vede che c'è ancora molto da fare e come si suol dire, sente che si può ancora costruire molto. Quindi con la vecchia signora che dà stabilità, sebbene con l'ammalato ci sia potuto magari essere qualche gradino di su e di giù, insomma un po' una montagna russa, è rinato tutto con un bambino, quindi semplicità, candore, forza di voler ricrescere in questa coppia e c'è stato un buon esito, vedete la riunione e in finale una buona notizia perché con apertura vecchia signora e chiusura belvedere tutto è stato concentrato sulla ricostruzione, quindi lui in questa, per chi ha scelto il terzo mazzetto, crede molto in voi, vuole costruire perché con il bambino si vede che vuole costruire qualcosa di positivo e la riunione parla chiaro, non ci sono sconti, con la riunione si va sul sicuro. E voi qua vedete avete una buona notizia che lui c'è sempre perché siete una persona stabile. Lui pensa di voi che siete una persona stabile e gli darete sicuramente un'unione felice. Bene cari amici, rifacciamo un po' la situazione col terzo mazzetto che è veramente positivo. Il primo mazzetto così, il secondo mazzetto c'è molto da lavorare, dovete dargli fiducia, insomma, lui ha paura di perdervi, nel terzo mazzetto invece la cosa è molto chiara, lui ha fiducia pienamente in voi e sa che gli avete già dato molto, quindi anche per oggi il vostro marietto vi ha dato una stesa interattiva, vi chiede se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegarda del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche su Telegram. Grazie cari amici e alla prossima!